Serie B-Win. Appassionati. Una vittoria per rimanere in corsa per i playoff, non ci sono alternative per l'Empoli se vuole continuare a sognare la Serie A, ma la gara è fondamentale anche per il Cittadella che punta a scongiurare il pericolo play-out. Amici sportivi, dallo stadio Castellani un saluto da Niccolò Ceccarini e Empoli Cittadella, 41esima giornata della Serie B-Win, arbitra Mariani di Aprilia. Comincia Empoli Cittadella. Pallone ancora sulla corsia di destra, vediamo se c'è l'opportunità per Maccarone, si apre lo spazio per Maccarone. Su di lui subito un tentativo, ancora Maccarone, va con il sinistro, ci ha provato Massimo Maccarone. Lancio di Giannetti, l'apertura dalla parte opposta, vediamo se Vito Francesco riesce a concludere. Vito Francesco si porta il pallone sul sinistro, Vito Francesco! Arriva Schiavon, potrebbe tentare la conclusione, Schiavon mette dentro per Colì, colpo di testa di Colì, la palla finisce poi fra le braccia di Bassi, c'è anche un intervento irregolare da parte di Giannetti che va a scusarsi. Di Carmine, può girarsi Di Carmine, preferisce lo scarico ancora per Vito Francesco, attenzione Vito Francesco con il sinistro, conclusione e la palla finisce direttamente sul fondo. Pallone per Saponara, il numero di Saponara per Isai che non controlla bene, Isai pallone sul sinistro, la deviazione, ancora pericoloso l'Empoli. Parte Valdifiori, questa volta Cordaz non esce, arriva il colpo di testa di Regini. Ancora Valdifiori, pallone dentro per Tavano, questa volta la palla è buona, Tavano per Maccarone, Maccarone! La conclusione sul fondo! Lancio in profondità, attenzione l'idea ottima per Isai, area di rigore, Isai mette dentro questo pallone e poi arriva Cordaz che mette in calcio d'angolo. Si riparte con il risultato di Empoli 0, Cittadella 0. Biraghi è bravo a servirlo a Giannetti, attenzione al contropiede con Giannetti che può dare ancora verso Biraghi, posizione regolare, Biraghi con il sinistro sul fondo, che occasione per il Cittadella al sesto. Lancio in profondità a cercare Maccarone, gran controllo, Maccarone la traversa, conclusione spettacolare di Maccarone. Che cosa ha inventato Maccarone? Ora palla che finisce in rete e c'è il gol del vantaggio segnato Croce al 12° minuto di gioco del secondo tempo. L'Empoli è in vantaggio con la rete di Croce. Saponara entra in area di rigore, Saponara per Accardi, Accardi dietro e arriva il tocco di Tavano che si mangia un gol incredibile. Chiedono un fuorigioco che non c'è, Di Carmine. Ancora Di Carmine, potrebbe andare alla conclusione, il tiro di Di Carmine. Negli ultimi minuti, già battuto il calcio di punizione Bassi. Pallone che sfila. Esce Cordaz. Valdifiori. Palla buona per Saponara. Prova a girarsi Saponara, attaccato da Gasparetto. Ancora Saponara, tenta il pallonetto Saponara. Bravissimo Cordaz a mettere in calcio d'angolo, numero di Saponara. Arriva il traversone di Paolucci, attenzione dalla parte opposta, il pallone dentro per Minesso, la conclusione, la palla che finisce sul fondo. Lancio verso Mcelizze, Gasparetto, Pellicer, poi Maccarone, 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 ancora Maccarone, il salvataggio di Colì. Ancora Paolucci, azione personale, Paolucci, apertura per Di Roberto, area di rigore Di Roberto con il sinistro, palla che resta lì, Accardi, ancora Di Roberto, la conclusione di Di Roberto e Bassi è bravo ad allungarsi sulla propria destra. Rilancio di Bassi e finisce qui, l'Empoli batte 1-0 il Cittadella e sale a quota 72 punti in classifica, decide la rete di Croce al 12° della ripresa.